Everybody moving. Senz'altro. Everybody moving. Senz'altro. Everybody moving. Senz'altro Domenica è il podcast di Radio Bella e Monella con Marco e Pippo, l'unico duo che è un trio. Buon ascolto! Ciao persone! Benvenuti a Senz'altro Domenica qui su Radio Bella e Monella, la radio più bella e monella di tutte le radio. Con il trio Marco e Pippo, l'unico duo che è un trio, che è il trio più duo di tutti. Sì, possiamo dirlo anche così. O l'unico duo che è il più trio di tutti. Bravo, Insomma, siamo ce l'abbiamo tutte. Il trio più bello e monello di questa radio. Questo forse sì, perché siamo l'unico trio. Bravo. Spesso in apertura di puntata andiamo a pescare cos'è accaduto nella storia in questa giornata. Quindi oggi cos'è accaduto il 15 giugno nella storia? È una data in cui sono successe veramente poche cose rilevanti. Quindi potremmo mandare No, in realtà ho trovato una notizia. Il 15 giugno del 1955 negli Stati Uniti il programma aerospaziale americano testava le condizioni di volo con degli animali a bordo. Sì, esatto. Venne inviato nello spazio Albert VI, che era un macaco. Se stiamo a offendere Albert VI. No, aspetta, spieghiamolo. Perché in Veneto macaco significa macaco vuol dire un po' mona, simpio, esatto. Anche Bauco andrebbe spiegato. Bauco vuol dire macaco. Vabbè, comunque in sostanza la cosa rilevante è che i precedenti Albert, cioè dall'1 al 5, erano morti in missioni precedenti. Pensa a questo quando che esatto. Questa volta però, insomma, è andato quasi tutto bene, quasi tutto. Sì, perché anche se non ha raggiunto lo spazio, è arrivato a 100 km più o meno di distanza. Albert VI però sopravvisse al volo, ma morì poco dopo per un guasto al paracadute quando atterrò. Sì. Povero Albert. La cosa che ci ricorderemo sempre sono le parole di Albert VII, che rifiutò di essere il successivo, dichiarando che tradotto significa: sarò anche un macaco, ma non so mona. Eccola là. Grandi sorprese qui a Senz'altro Domenica. È tornato a trovarci il consulente finanziario per eccellenza Meris Jacopone. Infatti abbiamo parlato di macachi poco fa e quindi arrivo io ragazzi, ma scusate un attimo che sto chiudendo una call. Sì. Marino, un attimo, capisco che hai compreso da me l'importanza di investire nell'oro, ma per piacere riporta le collane a tua zia Teresa. No Marino, non devi portarle al compro oro, quello è furto, non è investimento in oro. Marino, non è tuo, non è etico. Bravo, Marino. Scusatemi ragazzi. No, non è etico, no rubare gli ori a Sosia. Esatto. Non so che cliente è, scusi. Ma infatti se hai notato Guy Meris ha scoraggiato il suo cliente. Certo. Bravo. Ti occupi anche di oro, Meris. Ragazzi, per forza mi occupo di oro. L'oro è l'investimento più sicuro, ma non lo dico mica io, lo dicono le scritture. Cioè? Ricordo a tutti che i re magi portarono oro, incenso e mirra. Mica portà bot, incenso e mirra. È chiaro BTP, incenso e mirra. Buoni del tesoro palestinesi, incenso e mirra. Oro, pensiamoci. Non ci avevo mai pensato. Ma non esistevano i buoni del tesoro palestinesi. I re magi avevano già capito dove investire, Gaetano. D'altronde venivano dall'Oriente, lo dice il nome stesso, Oriente. Ma penso che ci siamo capiti. Ma per piacere. Non avevo mai pensato effettivamente sta cosa. Bravo. Senza andare troppo indietro nel tempo, prendiamo per esempio Marco Polo. Te lo ricordi te, Gaetano? Marco Polo, parti 2, no? Marco Polo. Certo, veneziano, certo. Marco Polo è andato in Cina a commerciare oro. Non è andato a Las Vegas a guadagnare dollari al casino. E perché? Perché aveva capito il potere delle riserve auree. Perché non esisteva Las Vegas. Questa è la risposta. Sei sempre devo puntualizzare. Sono affascinato, Meris. Ma dove ti è nata questa passione per l'oro? Spiega. Era il 1989, Pippo. Una calda estate in cui mi stavo annoiando in casa e in divano con una Sprite, un Twix, un pacchetto di fazzoletti di carta e un postal market accanto. No, attenzione, no. Avevo raffreddore, Pippo. Ecco. Accesi la TV e mi imbattei nel gioco delle coppie. Mitico. Sapete cosa si vinceva al gioco delle coppie? No. 2 cose: il sogno di limonare con la ragazza che sceglievi e 3 milioni di lire in gettoni d'oro. I gettoni d'oro.
certo. Marco Predolin aveva capito il potere delle riserve auree. D'altronde si chiama Marco come Polo. Svegliamoci. No, io non ho parole, non ho parole. Non guarda. servono parole, Gaetano, basta la tua fiducia. Sei da parte dai 5.000 e 90.000 euro, te porto in Sudafrica. Ti faccio investire e ti sistemi per tutta la vita. Organizziamo un festone, Gaetano. Ho già i contatti con Proloco di Johannesburg. Ma non esiste la Proloco di Johannesburg. Comunque, potevo mandare via sto qua per piacere. Vi saluto io, ragazzi, devo andare. E ricordati, se vuoi fare il botto, investi con Meris e compra un lingotto. Meris Jacopone. A Senz'altro domenica si fa cultura e oggi vi racconto di una storia che ha per protagonista Henry Ford. Henry Ford, il protagonista di Happy Days, ricordiamo la famosa. Non è quello, cosa c'entra? È quello che ha fatto Indiana Jones, Henry Ford. No, era Harry Winkler quello di Happy Days. Esatto. Harrison Ford. Harrison Ford. Ma chi è Henry Ford? Chi è Henry Ford? L'inventore delle macchine della Ford. Ford. Ok. Famoso inventore della catena di montaggio, Certo, no? come no. E tutti noi imprenditori, insomma, lo ricordiamo con un grande piacere. Ma neanche siamo imprenditori. Ma forse No, sì. non lo so. Forse sì, Di noi forse sì, forse no. Di noi stessi. Comunque c'è una storia molto bella che riguarda Henry Ford perché diciamo nell'apertura di un nuovo stabilimento venne installato un generatore di corrente, Sì. un gigantesco generatore di corrente che però aveva un problema. Non che- generava corrente. No, c'erano dei problemi e non funzionava correttamente. Ok. Gli ingegneri della Ford non erano capaci di ripararlo. Henry Ford chiamò il leader top, indiscusso, il top, Il guru capito? dei generatori di. Quello che sapeva cosa fare. Si Esatto. chiamava L'ometto che sapeva. l'ingegnere elettrotecnico Charles Proteus Steinmetz. Che salutiamo. Ciao Salutiamo, Steinmetz, certo, ciao. ciao Steinmetz. Steinmetz. Steinmetz arrivò nello stabilimento, chiese un quaderno, una penna e una branda per riposare vicino al generatore. Che sa tanti che lavora così. Ancora adesso sì, ecco. Però che cosa ha fatto? Per 2 giorni ascoltò, osservò, Ah. fece calcoli, annotazioni, dopo 2 giorni disse ok, So tutto. so tutto Ho me, capito. so tutto me. Prese la scala, prese con cura le misure, fece un segno con il gesso su un punto preciso del generatore, scese dalla scala, si rivolse al personale della Ford e disse loro di smontare la bobina del generatore ed eliminare 16 giri di filo a partire dal punto esatto in cui aveva tracciato il segno con il gesso. Quindi Caspita. preciso. Preciso l'uomo, dopo E 2 ce l'ha giorni. fatta. Attenzione perché gli ingegneri della Ford fecero quanto richiesto e il generatore tornò in funzione come se non si fosse mai guastato. che bravo, Che genio, complimenti. che genio. bravo. Dopo si arriva la fattura di Steinmetz. Attenzione alla fattura, $10.000. Vero. Beh, vabbè. Henry dai, Ford però disse Ah, però. anche Henry Ford. Anche Henry Ford ha detto però. Beh, insomma, sì, però gli chiese di dettagliare i costi. L'ingegnere Steinmetz gli inviò una nuova fattura con 2 semplici righe. Sì. Fare un segno di gesso sul generatore, $1. Sì. Sapere dove fare il segno, $9.999. Genio. grandissimo. Henry Ford la pagò senza protestare. Allora, che cosa abbiamo capito da questa storia? L'importanza di capire, di sapere più degli altri, no? Sì, Beh, bella questa storia. Sì, però Gaia, avvicinati al microfono se no si sente male. sì. Ah, scusa, grazie Pippo, grazie. Sono 10.000 euro per la consulenza. Bentornati a Radio Bella e Monella su Senz'altro Domenica. Si gioca con i quiz che ha preparato Pippo con una cultura cinematografica, cinefila. Film, insomma. oppure se il film è Rintintin è sia cinofila che cinefila. Bravo, Per questo Gaetano, esatto. bravo. Beethoven, vi ricordate? Esatto. Che bello. Allora, io leggerò le trame di alcuni DVD che ho qui in mano Sì. e il primo che indovina il titolo vince un punto. Fai sentire che i DVD sono Vai. reali? Vai, perfetto. Attenzione, stai spaccando tutto, vai. Allora, anni 60. Una giovane adolescente è in vacanza con la famiglia in un villaggio. Dirty Dancing, dai, Pippo, è facilissima questa. Bravo, dai. Ma perché lei va con la famiglia, però lei poverina è tutta quanta così e arriva lui che dice ehi, Mai visto mi dirti. Io non ho mai l'ho visto visto Dirty 150 volte. 1-0 per Gaetano. Però Allora, so che Gaetano è uno dei suoi film preferiti. beh, Beh, certo. un po' sì, un po' sì. Londra, fine 800. Il vive una vita agiata e in apparenza tranquilla con la moglie Elizabeth. L'uomo, perseguitato da un incubo ricorrente, conduce misteriosi esperimenti con sostanze stupefacenti che lo portano a perdere il controllo, trasformandolo in Dottor una... Jackie e Mr. Hyde. Grande Marco! Sembrava bella, dai, va
io tra onestamente vabbè, non poteva essere ho altro. pensato un po' a Però caso, ho pensato ma- che Pippo avesse il DVD del Dr. Jekyll e Mr. Hyde, ma pensavo al film. Ma io di non che anno sapevo era che quel ci fosse film? il Il film. film è del 1977, perché non lo trovo. Quindi no. Comunque Vai. terzo film. Vai. Allora, determinata a trovare la propria strada, si oppone a una tradizione secolare sacra ai signori della sua terra, l'enorme Lord MacGuffin, il bulbero Lord Macintosh e l'irascibile Lord Dingwall. Le azioni aspetta, dai, è quella scatenano aspetta. il caos e la furia nel regno. Allora, aspetta, dai, è quella. Vedi, no, si è chiama quella Merida la protagonista. no, è quella rossa di Ribelle. Questa dai, pareggio. Questa. Sì, dai, siete perché sì, l'ho visto, sì, però sì. Raccontato è diverso. Raccontato è diverso. Allora, ragazzi, qui o la va o la spacca. Chi Vai. indovina questo vincerà. Vai. Allora, O pareggerà. no, siete Siamo 2-2. 2-2. Nell'aprile del 1992, un ragazzo di buona famiglia partiva in autostop per l'Alaska e si inoltrava. Wild. Sì! Bravo. L'hai Sì, detto sì, prima sì. di me, però la faccio. Alla fine, spoiler, lui muore. No! Vabbè, guarda, ti tolgo 2 punti per questo spoiler. Però quello che è importante di questa rubrica è che ho vinto io! Inauguriamo oggi una nuova rubrica che porta cultura. Addirittura. Sì, è già la seconda volta che lo diciamo questa mattina. Quindi è già la seconda bugia di Esatto, questa trasmissione. esatto. Questa rubrica si chiama Questa non la sapevo. Che in italiano significa? Questa non la sapevo. Ah, facile. Esatto, in realtà sì. In cosa consiste? Ho trovato un po' notizie curiose del mondo che quando le ho lette ho detto questa non la sapevo. Beh, ho un nome coerente, Esatto, non tanto creativo, però Onomatopeico. Esatto. Allora, la rubrica di oggi si basa sui divieti. Ah, ok. In Iran è vietato avere delle pettinature occidentali. Beh, si vede a me pettinature che anche Esatto, Anche esatto. guardandomi in giro, secondo me, Bravissimo, da questo punto Marco. di vista l'Iran fa Bravo. In Corea del Nord invece sono vietati i jeans. Gis. Perché sono il simbolo del capitalismo americano. Ah, perché pensavo che non stessero addosso a King Kong Jung. Può essere anche quello. Poi King Kong Jung. King Kong Jung. In Kenya invece esiste un villaggio dove vivono solo donne e fin qua, ma è severamente vietato risiedere lì se sei un uomo. Ci sono stato, confermo, Ma se effettivamente. non si può. Qui gli uomini non possono entrare e poi se nascono dei figli possono rimanere lì fino ai 18 anni. Poi via! Bravo. Questo è un audio del Ragazzi. In Islanda, più precisamente a Reykjavik. Salutiamo. Ciao, Ma non è una persona Reykjavik. Fino al 1984 era vietato possedere cani in città. Ma perché? Perché il sindaco amava i gatti. No, non era quello, c'erano motivi igienici, diciamo così. E il sindaco amava i gatti. Ma la cosa più curiosa che ho trovato è questa: a Longyearbyen in Norvegia, Che salutiamo. ma non va salutata la città, è vietato morire e nascere. E fa bene. È qua e fa bene. E No, qua- spiega. Questa qua non va sapevo. Cioè? Perché questo divieto si basa sulle condizioni climatiche del posto che sono molto rigide. Lì c'è il permafrost, che è praticamente uno strato di terreno ghiacciato che non si scioglie nemmeno durante l'estate. che molto quindi freddo. non si può seppellire. Bravissimo. Magari il corpo non si decompone. Bravo. E questo ok. veniva perché dopo l'epidemia di influenza spagnola i corpi venivano seppelliti non lì, ma non riuscivano- venivano mai. rimanevano lì. Esatto. Che se esatto. sti- Sì. E poi non si può nascere perché le donne incinte sono incoraggiate a lasciare la città proprio perché Certo. ci sono dei rischi Sbrissano, sanitari. Non è che sbrissano, non è quello. Infine, Secondo me è perché non ci sono ospedali attrezzati in zona. bravo. comunque, e poi a ok. casa Ruoco Guadagno, cioè a casa dei miei, ok. è severamente vietato aprire degli ombrelli. Vabbè, porta sfiga. No, non è solo per quello, perché un giorno, un po' per fare lo sciocco così, ho aperto un ombrello in casa e ho rotto un lampadario a stecche di cristallo. No! A stecche sì. di cristallo. Sì, E sì. ti ha perdonato tua mamma? Decisamente no, mi ha detto in dialetto napoletano te coppo. Certo, Te coppo. certo, sì. E io le ho risposto no mamma non puoi. Ho spostato la residenza a Longyearbyen. Che salutiamo.
Va detto che qui a Radio Belle Monella Marco e Pippo questa mattina infarciscono di cultura gli ascoltatori. Addirittura. Va detto, e chi lo dice questa cosa? Lo diciamo noi. Assolutamente, Ma solo dice- noi tra l'altro. Comunque noi ripetiamo una cosa che forse sapete ma che è giusto ripetere ogni tanto. Qui dentro c'è un interista, un juventino e un milanista. Sì. Quindi immaginate le nostre conversazioni quanto serene siano. Soprattutto negli ultimi giorni. Ma soprattutto ci sono anche due cat lovers e un dog lover, cioè esatto, due amano esatto. i gatti E e uno uno i che cani, sono io, esatto, amo i i cani. Allora, oggi non parleremo del lato oscuro, cioè i gatti. I gatti. Ma no, ma scusa. concentriamoci sul lato buono. Vabbè. Su chi Ma ama Perché i cani. dobbiamo... Ma cosa dici? Cosa dici? Ma senza pregiudizi. No, certo. Andiamo a parlare di quelli che invece sono animali belli, intelligenti. Ma la smetti per piacere. Un non è- recente studio ha stabilito che i cani non stanno semplicemente imparando a convivere con noi, ci stanno evolvendo accanto. Addirittura. Eh sì, stabilisce questo studio che i cani potrebbero essere entrati in una nuova fase dell'evoluzione. Non più una lotta alla sopravvivenza, ma il contatto quotidiano con l'essere umano. Quindi con i famosi bella 5 euro va a comprarsi le crocchette da soli. Ma Questo secondo no. me ci arriveremo. Il Potrebbero gatto farlo. ci arriva. No, L'evoluzione il gatto se magna i 5 Esatto. euro. Gatto secondo me Strappa. te dà 5 euro a te. E dice, ma ascolta, va a tornare. Esatto, va a mettere. Oggi i cani mostrano sempre più spesso tratti emotivi avanzati di empatia, di adattabilità sociale, di capacità di interpretare il linguaggio umano. Guarda, io il mio cane veramente capisce delle cose dettagliatissime. Guarda, posso Tipo, dire? frusto via. Si stanno trasformando in gatti. Questo. Esatto. Ma allora io voglio sentire la gente comune che cosa ne pensa. E allora abbiamo in studio la signora Ines, sposata col signor Duilio. Sentiamo cosa pensa di questa Guardate, notizia. io sono d'accordo che però a differenza di mio marito il mio cagnetto capisce sempre di più ogni giorno che passa. Com'è differente? Scusa, suo marito, scusi? No, quello non capisce niente, guarda, parla per niente, dice stupidaggini, ogni volta che apre bocca fa capire quanto insulso che è che Ma l'ha. dai, poverino. Guardate, diciamo che Duilio è come un cagnetto, te guarda e sembra che capisca, ma purtroppo a differenza del can, me Mario ga paroia. No! Torniamo qui in vostra compagnia a Senz'altro Domenica. Marco e Pippo, l'unico duo che è un trio per la seconda ora insieme su Radio Belle Monella. Oh, molti di voi avranno notato che nella prima ora non è venuto a trovarci come consuetudine un ospite fisso dell'inizio della puntata, l'assessore Ciano Conti. Esatto. Che però ora è qui con noi. Senz'altro, scusate ragazzi, ma purtroppo non sono No, potuto. Purtroppo, assessore, purtroppo. Metta una R. Purtroppo non No, alla sono. fine lo deve mettere al posto della L. Non ho potuto essere qui con voi questa mattina Sì. perché ho un evento e faccio tardi, ragazzi. Però adesso è qui. Porco, sono in ritardo. ciao persone, ciao. Però voi rimanete qui con noi per la seconda ora di Senz'altro domenica. Gai, dimmi che anche oggi hai preparato la tua rubrica che amo tantissimo, Torna a casa lessico. Assolutamente sì. Anzi, vi dico una cosa: che il Corriere della Sera Sì. ha fatto degli articoli su questa cosa. Che secondo me qualcuno del Corriere della Sera ascolta Radio Belle Monella. Vabbè. Però, Vabbè, detto salutiamo questo, gli amici. Salutiamoli. Ho preparato oggi due termini velocissimi. Il primo è flippare. Flippare. Che è sinonimo di scoppiare, cerebralmente parlando. Cioè ok. della serie la frase diventa: tu sei fuori di testa, sei proprio flippato. I giovani dicono Bello. così. Sì, i giovani oggi. dicono questo, mi esatto. piace. Mentre il secondo termine dello slang giovanile è shippare. Beh, shippare è quando rubi qualcosa ad una No, signora. da No. ship, SHIP, che significa in inglese sostenere, to ship. Ah, Nello ok. slang si usa per sostenere una relazione tra due persone. La ship, la relationship probabilmente. Ok, io pensavo la ship la pecora. No, e qui dice. Cioè come si funziona? Cioè tipo se ti piacciono una coppia, tu puoi dire: oh, io shippo tantissimo Marco e Giulia, sarebbero perfetti insieme. Dove andremo a finire? Dove siamo già finiti, Esatto. tra l'altro. Oh, io mi sono domandato questo questa settimana: ma se le poesie dei grandi poeti italiani fossero state scritte dai ragazzi di oggi, come sarebbero? Bella. Tipo la poesia di Ungaretti, Mi illumino d'immenso, che dice esattamente mi illumino d'immenso, probabilmente diventerebbe mi illumino a palla. Oppure Grillo a palla. Grillo a Grillo a palla. Oppure Grillo a palla. l'infinito di Leopardi, sempre caro mi fu quest'ermocolle e questa sì, siepe che da tanta parte l'ultimo l'orizzonte, giorno. esatto, eccetera, diventerebbe questo. Vai.
Mi piazzo in relax, chill nel mio spot, davanti a sto muro che blocca lo shot. E questo è Eminem. Non vedo oltre, ma va anche bene, così la mente parte e non trattiene. Silenzio attorno, mi muta il vibe, niente notifiche, zero reply. Le foglie fan shh, tipo gossip tra piante. E io mi gaso, no joke, mica è finta sta trance. Mi immagino spazi giga, no fake, tipo universo in modalità break. L'anima va in loop, fa zoom out in freestyle e mi sento minuscolo, ma con tanto style. Sto lì che mi perdo e non chiedo il perché, tipo bro che bello flippare con sé. E mentre sprofondo in pensieri XXL mi godo sto nulla ed è pure top level. No! Questa è il top! A Radio Bella Monella è tempo di annunci, ma non annunci qualsiasi, annunci automobilistici. Ah beh, perché abbiamo qui con noi Franco Concessionario. Ciao ragazzi, sono Franco Concessionario e tra poco vi racconterò le perdibili offerte Allora, del mio io concessionario. spero che siano imperdibili, anche perché le devo dire la verità, sto cercando un'auto e non disdegnerei un consiglio da parte sua. Sono qua per te, caro Gaetano, Bene. per tutti quelli che mi danno più soldi. Allora, No, scusa, non è che la prima perdibile offerta clienti, di oggi scusi, è una Fiat Punto anno 1991, ma come nuova. Come fa a essere nuova? Questa macchina qua usava un anziano del mio paese per andare a fare la spesa al quindi Lidl. Pochi Ma perché? chilometri, Non pochi facciamo chilometri. pubblicità. Sì, ha solo 645.000 chilometri. E il Lidl era a 140 chilometri da casa. Ma che piaceva al Lidl. Ho capito, ma via. Tu a solo 50 euro, dopo Quanto? 50 euro. Dopo comunque se Siamo vedeva. d'accordo. Non è importante il prezzo, non è importante il prezzo, è importante il prossimo annuncio. Bravo. Opel Corsa del 1998, già rottamata ma ancora in vendita. Come fa? Non credo che sia possibile sta cosa. Prezzo 500 euro anche a rate da 2,50 euro o buoni pasto. Però conviene 2,50 euro secondo me. Chilometri siamo a 131 chilometri perché ha già fatto il giro di 1 milione di tutto il costo. Ah, bellissimo. Tanto. Color ruggine metallizzata, specifico che il venditore declina ogni responsabilità morale o legale sulla sicurezza di Non è questa. gioco d'azzardo sta Ma roba per qua, è una piacere. macchina. Senta, non ha una macchina più recente. Questa è già per te, Gaetano. Ok. Allora, una Xara Picasso del 2000. Beh, 25 anni comunque. Sì, dai. Sì. Interni di un tessuto un po' misterioso, ha odore di caffè, fruttolo alla banana. Sì, ma Che cosa sta dicendo? questa macchina sa andare avanti, sa girare a destra, a sinistra ha qualche difficoltà. Scusi, ma se io devo andare a sinistra. Non fare che strada. Ho capito. Batteria cambiata nel 2017, quindi quasi nuova per i nostri standard di Franco No, Concessionario. molto bene. Ti aspettiamo sabato e domenica, se sopravvivi al test drive ti regaliamo la vettura. Va bene, grazie. Infine, sempre Ci più penso. nuove queste macchine. Citroën Saxo del 2001. Qua siamo a 24 anni, beh. 3 proprietari di cui uno è stato la guardia di finanza. Ah, in che Guida sportiva, consumi da jet privato. Perché? Ideale per chi ha un meccanico di fiducia o un parente carrossiere. Adesso sbattua dappertutto. Offriamo nel prezzo garanzia di 5 minuti, chilometri non lo sappiamo e non vogliamo neanche saperlo. Prezzo di partenza 3.000 euro, ma dopo comunque se mettiamo d'accordo. A senz'altro domenica si fa cultura. Ancora? Allora, è la frase più inflazionata di questa puntata. L'abbiamo detta troppe volte. La gente inizia a non crederci più. Ma la gente fa bene a non crederci Esatto, più. forse non l'ha mai Però iniziata. questa, ragazzi, è credo. una storia che ci insegnerà molto. È la storia di MacArthur Wheeler e il succo di limone. Ah, quello dei outlet. No, non è quello. non è. Questa è la storia del rapinatore più imbranato o macaco della storia. Perché? Cioè? Allora, è molto interessante. Nel 1995 a Pittsburgh, questo 45enne MacArthur Wheeler decise di rapinare 2 banche, così, 2 banche nello stesso giorno. Ah, nello stesso giorno, Sì. quindi era un professionista. Certo, infatti non indossò né maschere né travestimenti, come, pur sapendo che insomma era telecamera dappertutto. certo. Infatti dopo poche ore la polizia l'ha beccato, l'ha arrestato. Ma che strano, genio. ovvio. E quando l'hanno catturato lui incredulo ha esclamato: ma io indossavo il succo. Cioè, il sacco. No, forse il voleva dire. succo, perché lui era convinto che cospargendosi di succo di limone sarebbe risultato invisibile alle telecamere. Ma perché? Qual è? Cos'è chi è che gliel'ha detta sta cosa? Perché qualche tempo prima un amico gli aveva mostrato che scrivendo su un foglio alcune parole usando il succo di limone, la scritta rimaneva invisibile fino a quando non la si avvicinava a una fonte di calore e quindi vedevi in trasparenza. E Sì, ma da qui ad arrivare a- Aspetta, cioè- genio, prima di partire per andare in banca
ha provato a scattarsi una foto con una Polaroid. Lui si era chiaramente cosparso di succo di limone. Scusa, sarà venuta fuori la foto? E che sbaglia mira e che fotografa il soffitto. No, ma allora, scusa, ma veramente, esatto. E quindi lui è convinto, vai, so invisibile, grandissimo, parto. E poi la cosa interessante è che una volta arrestato hanno scoperto che non era sotto l'effetto di stupefacenti. Era proprio così, è lui. lucido e anche stupito di essere stato smascherato. Ma com'è possibile? Comunque io so perché era lucido. Perché si era cosparso di succo di limone. Esatto, che ti dà quel tocco, esatto. Comunque questa vicenda ha ispirato due psicologi, David Dunning e Justin Kruger. Quelli dell'effetto Dunning-Kruger. Cioè loro hanno condotto poi vari test ispirati da questa storia e hanno dimostrato un fenomeno sociale, cioè che spesso, ed è vero, ci pensate, che le persone che sanno di meno di un qualsiasi argomento pensano di saperne molto di più degli altri. Si chiama social network. Ecco, per esempio. Social network. Ecco, non so che Guy aveva studiato questa cosa in passato. Guy, se vuoi. Dove sei finito, Guy? Sono qua. Dove qua? Dove sei, Guy? Mi sono cosparso di succo di limone. Torna anche questa settimana il gioco Cazzo C'entra, che non è una parolaccia, ma è una parola della Normandia, che significa Marco, non attinente. Non è mai stata della Normandia questa Ragazzo, parola. ho scoperto che in Normandia è di uso comune dire Cazzo C'entra, Cazzo C'entra, che è Esatto. non attinente. Vi leggerò il testo di una bellissima canzone e voi in questo gioco, quando sentirete qualcosa che non è pertinente, dovete fermarmi e dire Cazzo C'entra. Bravi, non è una parolaccia. No. Oggi giochiamo con Io Vagabondo. Questa il brano dei Nomadi del 1972. Pensate un po', a tanti anni. Vero. Cazzo C'entra? Può essere, non lo so, dico. No, è proprio del 72. Io la canzone di Gaetano, no? Io un giorno crescerò. Esatto. Grazie. Questo Non giorno è un desiderio, insomma. Comunque è -1 perché Ma no, ma dicevo io così, ho detto va bene. Ma dico io -1. Vai, va bene. Io un giorno crescerò, come disse Gaetano. E nel cielo con l'amica volerò. Cazzo c'entra? Nel cielo della vita. Bravo. Ma un bimbo che ne sa? Pippo è nato a Bertipaglia. Cazzo c'entra, dai! Cazzo c'entra. No, è sempre azzurra, non può essere l'età. Poi una botte di serprino ingurgitata. Però anche una botte di serprino era ma dov'è? È ambientato sui colli Uganda. No! Esatto. Poi una notte di settembre mi svegliai. Bravi. Il vento sulla pelle, sul mio corpo fa rumore la tua pelle. Cazzo c'entra? Il chiarore delle stelle. Bravi. Chissà dov'era mamma mia. Casa mia, cazzo c'entra? Bravissimi, le sapete tutte. Ma dai, e quel bambino che correva in un aprile. Giocava in un cortile, cazzo c'entra? Bravissimi. Io E allora, vagabondo che sono io. Vince Pippo. Vagabondo che non sono altro. Ma vincono i perché avevo vinto Mischia? Perché era partito da -1. Ma io l'ho Soldi detto in così, tasca non ne ho, ma lassù mi è rimasto Dio. Qui a Senz'altro domenica ospitiamo sempre grandi personaggi ed è il momento del nostro cantastorie per eccellenza, il maestro Alberigo Fuffa. Grazie, abitanti del pianeta Terra. Tutti amiamo lo sport, come dicono gli inglesi, we love sport. Certo. Lo sport è vita o come dicono gli inglesi, it's life. Ci sono straordinarie imprese sportive che hanno creato nella nostra mente delle bellissime istantanee, o come dicono gli inglesi, Polaroid. Ma questi inglesi. Sì. Andre Agassi a Wimbledon, Certo. Usain Bolt a Berlino, Dick Fosbury a Città del Messico, Cicciolina e Moana ai mondiali. Soprattutto. Conservo ancora la videocassetta, Anch'io. gran gioco di palla. Gran gioco di Parliamo palla, oggi. Insomma, di sport parliamo oggi perché lo sport è la nostra vera passione. Certo. O come diceva il sovrano babilonese Nabucodonosor, mamma, papà, ma un nome più facile, no? Beh, effettivamente. Sì. Ma nel nostro cuore c'è uno sport che ricorda grandi imprese, enormi fatiche, lacrime e sudore. Sì. Non parlo del volano, ma del ciclismo. Chi aveva pensato? Nel nostro album dei ricordi tutti abbiamo un posto speciale per l'istantanea della memorabile scambio di borraccia tra Coppi e Bartali. Tour de France del Bravissimo, 52, certo. bravissimo. O come scordare in tempi più recenti l'impresa del
del grande Tadej Pogačar, bravissimo, Pogačar, che certo. proprio quest'anno ha vinto la Liegi Baston Liegi. Liegi, baston Liegi. No, Baston Liegi di nuovo, perché ritornò a Bastogne perché si era dimenticato la borraccia, aveva paura di avere sete prima di arrivare al traguardo. Succede, la trappada due volte in più. Sì. Forse non tutti sapete però che se non porchesate in salita è grazie ad un veneto. Cioè? Gentulio Campagnolo, che nel 1935 con un'ingegnosa invenzione rivoluzionò il ciclismo. Campagnolo nacque in un Veneto poverissimo, devastato dalla Grande Guerra, riuscito ad emergere semplicemente lavorando con le mani. Ed inventò il cambio. Bravo, ma a rivendicare il primato di questa stessa invenzione di Campagnolo fu anni dopo un altro Veneto, Carmelo Esposito Trombin. Tipico Veneto, Carmelo Esposito Sì, Trombin. che raccontò di essere partito per una gara con uno zainetto con dentro una maglia, una canottiera, mutande e calzini. Sì. Secondo molti fu lui il vero inventore del cambio. No, ma è stato Gentulio Campagnolo l'inventore del cambio. Beh, Ma cosa era un altro dice, cambio. Tutti sappiamo che il ciclismo è uno sport epico, eroico, fatto di campioni indimenticabili. Le Monde, Moser, Fignon, Belair Rodriguez. Belen. Anche lei gran pezzo di Fignon. Non c'entra. E così tutti voi date lode al ciclismo e salite in sella alla vostra bici. Scusi, e lei? Io no, massa fatica. No, maestro! Ma volete dirmi che anche oggi è finita senz'altro domenica? Assolutamente Voglio dirtelo, sì. Pippo, siamo giunti quasi a mezzodì, a mezzodì ce ne andiamo da qui, ma torneremo la settimana prossima. Torneremo la settimana prossima, fino alla fine di giugno saremo con voi ogni domenica mattina dalle 10 alle 12, ma è da un anno che siamo qui. Bravo, e posso aggiungere una cosa per fare cultura? Sì, bravo. Certo. Per fare cultura. Dove potete riascoltare quest'anno di trasmissione di Senz'altro Domenica? Sul podcast che trovate sul sito di Radio Bella e Monella, sul sito di Marco e Pippo e in tutte le principali piattaforme. Anche quest'oggi concludiamo con una frase tutta al femminile, perché questa frase l'ha detta Frida Kahlo, che dice: innamorati di te, della vita e dopo di chi vuoi. Ma Che bello, brava Frida! Noi ve lo ricordiamo anche in chiusura, vi aspettiamo mercoledì 18 alle 20 a Padova in Piazza della Frutta con il Senz'altro Live per una puntata straordinaria in diretta su Radio Bella e Monella. La radio scende in piazza! E invece se avete voglia di ascoltarci domenica prossima ci trovate qui sempre dalle 10 alle 12 su Senz'altro Domenica a Radio Bella e Monella. Ciao da Marco! Pippo! Dai! Everybody move it.